E passiamo quindi all'intervento del professore Ghielmi, che è direttore del Dipartimento di Musica Antica del Mozarteum di Salisburgo e visiting professor al Royal College of Music di Londra. Paragonato dalla critica a Jascha Heifetz per il suo virtuosismo, ha richiamato l'attenzione su un nuovo approccio strumentale alla viola da gamba e al suono del repertorio barocco. Il suo ensemble, il Suonar Parlante Orchestra, attivo dal 2007, è invitato nelle più importanti istituzioni internazionali. Si esibisce in qualità di solista o di direttore con celebri orchestre, interpretando prime mondiali di numerose composizioni. Ha collaborato con artisti quali Leonard, Bartoli, Schiff, Mullova e con celebri interpreti jazz. Ha pubblicato studi ed edizioni di musica antica e con Ut Orpheus un acclamato metodo per la viola da gamba. È proprio la rappresentazione concreta, direi, della ricerca artistica musicale. E per questo io gli cedo subito la parola e ci parlerà del concreto di questa problematica, con un intervento dal titolo "Dal segno al gesto, andata e ritorno". Grazie. Funziona? Sì. Ringrazio Paolo Troncon per l'invito e Alessandro Borin, che mi ha colto un po' di sorpresa, ma sono temi che abbiamo discusso insieme anche con Dinko Fabris proprio al premio Adwin, tra l'altro a Roma. E appunto una dialettica questa tra la creazione artistica e la riflessione sulla creazione artistica, che comprende anche lo studio storico, che mi ha sempre toccato da vicino. Io ho studiato, ho avuto, diciamo, la fortuna di frequentare sia il conservatorio che l'università, e quindi ho avuto anche un approccio accademico, diciamo, alle materie, in realtà materie come la professoressa Magnaci, paleografia medievistica, paleografia latina, eccetera. E questo dopo negli anni mi ha portato invece come interprete musicale a pormi delle domande, e così a porre delle domande anche critiche su quello che facevo, soprattutto perché una parte dell'attività, forse la parte più importante anche per lo strumento che suono, la viola da gamba, dell'attività che svolgevo era dedicata alla musica antica. Quindi nella musica antica c'è una tradizione interrotta, e quindi c'è appunto tutto un bagaglio di conoscenze che va costruito, che però può diventare anche una gabbia. Si parla anche, ne parlavamo a Roma, di baroque police, cioè di polizai, cioè la polizia barocca che ti dice che questo non si faceva o si faceva. In realtà sappiamo poco o nulla di quello che si faceva, o meglio, sappiamo abbastanza grazie anche agli studi di musicologi, però tradurre questo in un suono concreto comporta determinati passaggi intellettuali e anche, direi, quasi spirituali, che pongono quindi moltissime domande a cui non ho la risposta definitiva, ma appunto proprio per questa dialettica permanente ho pensato di portare un esempio concreto e alcune idee, diciamo, riflessioni che spero stimolino il brainstorming che facciamo anche al pomeriggio. Volevo però segnalare un articolo che mi è venuto in mente dopo la telefonata di Paolo Troncon, che un titolo di un articolo che in realtà non avevo letto, è di Julian Klein, con la K, è un tedesco che vive a Berlino, di cui mi aveva parlato il coautore di questo libro che stiamo finendo ora, di cui parlerò, perché era stato nella giuria del concorso per scegliere il nuovo professore di Artistic Research al Mozarteum, e che purtroppo, secondo il collega, purtroppo non era stato poi scelto Julian Klein, ma mi aveva detto: è venuto un certo Julian Klein e ha fatto una bellissima esposizione dal titolo Artistic Research Does Not Exist. E allora mi colpiva, perché stava facendo l'application per questa cattedra. Sono andato quindi a riprendere questo articolo, che vi invito, lo trovate facilmente sul web. In realtà è una difesa del concetto di Artistic Research, ma è molto bello perché praticamente analizza
Sono sicuro che Dinko Fabris o le persone che hanno già riflettuto sul tema sono cose che hanno già pensato, ma è un bel riassunto. Praticamente analizza una serie di luoghi comuni, ve ne leggo 2 o 3, che vengono detti sulla ricerca artistica, per, se non smentirli, per problematizzarli. Per esempio, traduco direttamente: la ricerca artistica semplicemente tratta di passare l'arte per ricerca. La ricerca artistica produce arte, quindi non è ricerca. Oppure via dicendo, la ricerca artistica, l'arte si trasforma in ricerca artistica per cercare di rubare i fondi di ricerca. La ricerca artistica è undertaken, è svolta solo da, parentesi, less gifted, meno dotati artisti, eccetera. Allora, anche per i musicologi. Esattamente, ci sono anche bellissime barzellette, però sono tutti temi, diciamo, che potrebbero anche in occasioni speciali contenere in nuce qualcosa di vero, ma che giustamente è interessante discutere, e discutere apertamente e liberamente, come abbiamo fatto anche in altre occasioni, diciamo per avere veramente una comprensione dei passi che si stanno facendo. Quindi ovviamente ci sono delle necessità istituzionali di cui non mi occuperò minimamente, perché abbiamo persone infinitamente più competenti, una necessità di creare caselle, e questo è chiaro, però ogni casella ha sempre delle eccezioni, e trovo in questa materia l'eccezione diventa quasi la regola, e quindi è molto difficile da situare. Ho pensato quindi di prendere spunto da un esempio concreto. Si tratta di posso dire, una scoperta, diciamo così, musicologica, che ho fatto quasi casualmente, e che poi è diventata però, su mio invito, un dottorato di ricerca al Mozarteum, e successivamente si sta trasformando in un libro. È stato usato come ispirazione per un disco, una registrazione, per dei concerti, eccetera. Però perché è interessante questa cosa? Per il tema stesso, cioè perché vi parlerò di una ricerca che stiamo facendo su Marem Maré, quindi un autore francese che è nato nel 1656, morto nel 1728, il più grande dei gambisti, uno dei più grandi, ma anche autore d'opera, diciamo era allievo di Jean-Baptiste Lully, quindi veramente uno dei rappresentanti del barocco francese più importanti. La cosa interessante, se posso far vedere la prima immagine, è che già dagli anni '80 si era osservato alla Sibley Library a Rochester, all'Università di Rochester, che un libro di Maré a stampa riportava dei segni manoscritti. Allora, come vedete, tutte le note e qualche raro segno, cioè la E può essere anche stampata, sono a stampa, cioè un libro a stampa che Maré, questo è il secondo libro, ha pubblicato nel 1701. Però appunto questo esemplare riportava tutte queste sigle, non so se si vede bene dalla foto, comunque le sigle, sì, se guardate l'ultimo rigo vedete che ci sono delle sigle scritte a matita e poi ricopiate, ripassate, a volte sopra, a volte di fianco, in inchiostro a penna. Su questo tema, diciamo, era stata fatta una tesi di laurea in America negli anni '80, completamente dimenticata poi dal mondo della prassi esecutiva dei violisti. Quindi siamo tutti colpevoli, nessuno si è reso conto dell'importanza di questa cosa. Mi capitò di andare a suonare nel 2016, credo, a Rochester, e ovviamente mi recai a vedere il libro dal vivo, e lì mi è subito venuta questa idea: se questo libro ha questi segni di esecuzione, che poi vi spiego cosa significano, forse anche altri libri preservati, stampe di Maré, riporteranno gli stessi segni. Sono ritornato in Europa. Avevo un concerto poco dopo in Francia, sono andato nella biblioteca della città,
che non posso ancora nominare, se no l'editore mi licenzia. E niente, praticamente entro, apro i libri di Marais e trovo lo stessi codici. E dico, caspita, questa è una cosa importante. Allora vado alla biblioteca Mozarteum, dalla gentilissima bibliotecaria, la signora Schwarz-Raminger, e gli dico, possiamo creare un dottorato su questo e ordinare tutte le fonti esistenti. Vi sto parlando di quasi 200 stampe antiche, 150 e una cinquantina di manoscritti. E quindi abbiamo formato, in realtà involontariamente, adesso lo metteremo poi online, il più grande archivio di musica di Marais al mondo, perché è sparsa in tutto il mondo. Dopodiché il mio collega, ora collega all'epoca ex studente, ha iniziato un dottorato e abbiamo trovato questi segni in diverse fonti, in diversi testimoni. Succede che nel 2018 va all'asta a Parigi, a Drouot, un manoscritto meraviglioso, 365 pagine in foglio, nuovo quasi, scritto intorno al 1730, dal titolo Les plus belles pièces de Monsieur Marais avec ses agréments, quindi i più bei brani di Marais con i suoi ornamenti. Corro a Parigi, apro il manoscritto e in questo manoscritto ci sono le stesse sigle, ma scritte per, non tutte, ma la più parte scritte per esteso. E mi dico, qui siamo di fronte a una artistic research fatta da Marais stesso, ovvero sia Marais non solo era uno dei più grandi compositori, uno dei più grandi violisti dell'epoca, ma si è preoccupato di creare un codice didattico. Era un grandissimo insegnante, sappiamo appunto da varie testimonianze dagli allievi che ha avuto, eccetera, da uno studio che aveva affittato per dar lezione, eccetera, eccetera. Quindi si è preoccupato di trovare un codice di comunicazione. E questo secondo me è un punto su cui dobbiamo tornare, che è fondamentale e che contraddistingue l'arte o l'espressione artistica dalla ricerca artistica, cioè la comunicabilità. Niente, dopodiché è stato fatto il dottorato, abbiamo decifrato tutti questi segni e non solo, possiamo passare velocissimamente. Ok, questo è un altro testimone, vedete sempre sotto queste, per esempio questo B significa bondissant, cioè di fare saltare l'arco. Su alcuni, se guardate la terza riga in mezzo dove c'è un accordo, ci sono 5 segni su una sola nota. Bondissant, traîné, arpège subite. Quindi per definire come fare un arpeggio ci sono 4 espressioni. Andiamo pure avanti. Ecco, questo vi ha ingrandito una pagina, vi rendete conto dell'entità della scoperta. Io non credo che per nessun strumento ad arco, smentitemi volentieri perché ho fatto ricerca, ma sarei felicissimo di trovare un altro esempio, si conservi nessun testo in cui l'autore o un suo discepolo abbia voluto annotare così precisamente. Quindi abbiamo decodificato questo alfabeto e questa è stata un'analisi comparativa e anche diciamo di research through practice, come si dice, attraverso la pratica. Ma qual è secondo me il vero interesse di questo? E vado un po' al centro di quello che così come diceva il professore, del messaggio nella bottiglia che vorrei lanciare. Qual è il processo che compie un compositore, in fondo anche un interprete musicale? Diciamo, nell'interprete musicale c'è un secondo livello perché sto interpretando una composizione che ha scritto qualcun altro, però parliamo di un compositore. Se andiamo in fondo all'atto creativo, c'è un momento in cui io sono, a seconda del tipo di composizione, ma nel mio studio o col mio strumento o col mio oggigiorno strumento elettronico, in cui però concepisco un gesto, quello che Mikhail Chekhov, il nipote di Anton, allievo di Stanislavski, per il teatro definiva inner gesto, quindi è quasi uno stato d'animo, uno stato profondo che genera un gesto. Il problema è che questo gesto è un movimento interno, un affetto, avrebbero detto gli antichi, avrebbe detto Monteverdi, che
in se stesso provo solo io, quindi devo trovare un codice di comunicazione, un codice che di volta in volta può essere già condiviso dal pubblico o al quale, come in questo caso, io devo aggiungere altre informazioni perché sia condivisibile. Quindi abbiamo un gesto che si traduce in un segno, molto semplificando, ovviamente non facciamo qui ora una lezione di semiotica, ma diciamo la direzione è dal gesto al segno. Questo è un processo che nell'insegnamento tradizionale ha un'importanza capitale. C'è un'altra veste, diciamo, che io non metto mai o quasi mai nel curriculum perché è difficile definirla, ma io ho avuto la fortuna di lavorare, ce l'ho ancora, grazie al cielo, che sei una persona molto anziana, con un maestro liutaio, Luc Breton, a Losanna, un francese naturalizzato svizzero, che ebbe a sua volta la fortuna di lavorare con dei liutai lionesi di tradizione e quindi ha ereditato un modo veramente molto differente da quello della scuola di concepire e trasmettere le cose, e anche i risultati, diciamo, sono veramente incredibili. La cosa più interessante dell'insegnamento tradizionale è la forma in cui questo viene svolto, che è molto diversa ovviamente dall'insegnamento accademico. In particolare per quello che si riferisce al gesto avviene questa cosa. Vi faccio un esempio per la calligrafia cinese, che però vale benissimo per la direzione. Mi ricordo il mio insegnante di direzione mi disse la stessa cosa e ora lo utilizzo anche per insegnarvelo alla gamba, è efficacissimo. Se voi se sapete, se qualcuno di voi ha un po' idea di qual è lo scopo della calligrafia, la calligrafia è un gesto, quindi si vede nella lettera, diciamo così, o nell'ideogramma dipinto la qualità del gesto. Ma cos'è questa qualità del gesto? In realtà è la stessa cosa che può fare uno strumentista, un violinista, un pianista, un oboista, no? Perché di un pianista si dice è al tocco e dell'altro si dice sì, suona bene, ma gli manca un po' il tocco, gli manca quella. Cos'è questo tocco? In realtà lo potremmo definire la quantità di energia, diciamo, di energia del gesto che riusciamo a mettere nel gesto finale, che è stilizzato. Quindi è quasi come un cognac più raffinato, no? Che è come posso dire, è il raffinamento ultimo di una grandissima energia, è una grandissima massa che deve poi fluire in un canale piccolissimo. E infatti nell'insegnamento tradizionale esiste molte volte questo sistema, per esempio per la calligrafia. Inizi facendo proprio un pasticcio, ti chiudi in camera tua e fai un pasticcio, come un bambino. In questo pasticcio si crea una grande energia, cioè tu conosci la tua energia. Quindi io dico ai miei allievi, è un po' come il famoso libretto Lo zen e il tiro con l'acqua, cioè lo stesso concetto, no? Dico ai miei allievi, tu non devi mai pensare al risultato musicale. Il risultato musicale è un effetto secondario del tuo gesto. L'unica cosa che uno strumentista può controllare, se ci pensate bene, è il gesto interno. Il risultato musicale è un effetto secondario. E addirittura ho messo in classe questa frase: non farti distrarre dal risultato musicale, concentrati sul gesto. Questa cosa è quello che vediamo qua dall'altro lato, ovvero sia il compositore e grandissimo esecutore, era detto l'angelo, quindi il più grande esecutore della gamba, sta cercando disperatamente, con un sistema piuttosto complesso, di simbolizzare il minimo gesto. Quindi l'accordo che abbiamo visto prima, che aveva 5 attributi, in realtà si tradurrà alla fine in un unico gesto. Qual è il problema? Che se questo avviene sinteticamente è piuttosto facile. Io faccio un gesto e ho un risultato. Il problema è che quando io lo vedo dall'altra parte, analiticamente è molto complesso. E la stessa cosa, se non so se ci sono musicisti in sala, ma a me è capitato spesso.
quando prendete una partitura di musica contemporanea, vedete una cosa così indecifrabile, iniziate, di cosa stiamo parlando? Dopodiché telefoni o se hai la fortuna che il compositore è ancora vivente, incontri il compositore e ti dice ma no, qui io solo volevo più. Questo è un gesto e come tale diventa semplicissimo, no, però diventa sinteticamente comprensibile. Mentre se io voglio descrivere questo gesto attraverso dei segni è estremamente complesso. Quindi l'esempio di Marais, secondo me, è veramente incredibile, molto interessante che una persona di quell'epoca si sia preoccupata di documentare il proprio gesto fino a questo punto. Ma noi dobbiamo ripercorrere, se vogliamo suonare quella musica, il percorso inverso. Perché questi test, questo il primo che ho mostrato, possiamo mostrare anche altre 2 o 3 foto. Ecco, questo è il manoscritto venduto a Parigi. Come vedete le espressioni, per esempio la terza riga, petit coup tapé, piccoli colpi battuti, o plaqué, cioè l'accordo va preso tutto insieme, eccetera. Adesso non abbiamo tempo. Però qui chi ha compilato il manoscritto si è premurato di scrivere per esteso. Guardiamo anche le altre 2, tanto un secondo. Ah no, ok, sono passate solo queste 3, ma va benissimo. Allora, quando noi abbiamo dovuto... no, dicevo, perché questi testi, il primo che ho fatto vedere era già noto negli anni '80, perché è stato dimenticato? È uscito addirittura un articolo di una collega eminente che cercava le prime interpretazioni. Non avendo il manoscritto con le parole scritte per esteso, ovviamente capire che B e bondissant era molto difficile, diciamo. Però alla fine dell'articolo era disarmante perché diceva naturalmente se dovessimo applicare tutti questi segni non potremmo suonare joliment, cioè non potremmo suonare in maniera gradevole. E io mi sono detto, ma caspita, cioè, mi scrivi 20 pagine di articolo per dire quanto è importante questi segni e poi mi dici che se li utilizzo non posso suonare in maniera piacevole, non so, posso suonare bene. E ho cercato di riflettere su questa frase, effettivamente il problema sta proprio nei 2 aspetti, analisi e sintesi. Se io cerco di applicare analiticamente uno dopo l'altro il fatto di produrre un accordo che è battuto, arpeggiato, trascinato, gonfiato, enflé e con alla fine un silenzio, nello spazio un accordo di quel tipo sulla gamba dura forse, non so, non ho idea, ma mezzo secondo. Allora, concepire 4 gesti così contrastanti in mezzo secondo penso che è anche muscolarmente impossibile. Se però io capisco che questo è un video ante litteram, cioè è il disperato tentativo di descrivere un gesto che è composito, posso ricostruirlo. Questo è quello che abbiamo cercato di fare, e però appunto questo percorso, sia come, diciamo, in questo caso studioso, che come interprete, mi ha portato a ulteriore, sarò brevissimo, 2 riflessioni che voglio condividere in questa sede. Quindi abbiamo lavorato con un metodo comparativo, quindi analizzando dove questi segni erano utilizzati in tutti i testimoni. È stato un lavoro che io non avrei mai avuto tempo di fare, ma il dottorando all'epoca ha speso centinaia di ore e che però ha portato a una prima definizione del significato. E poi abbiamo lavorato attraverso la pratica, essendo tutti e 2 musicisti, che è una cosa indispensabile ma anche pericolosissima, perché ovviamente a seconda dello strumento che uso ottengo dei risultati diversi, come in tutte le discipline. Allora, questa è una condizione ermeneutica permanente, ovviamente, l'imperfezione degli strumenti, però diciamo bisogna fin dall'inizio essere disposti a mettere in discussione gli strumenti che stiamo utilizzando per la ricerca. Voglio però spezzare qui una lancia in favore della pratica, perché la pratica è un termine che è stato ed è spesso utilizzato con una connotazione negativa. In italiano abbiamo addirittura la parola praticone, no? È un praticone. Ovviamente la pratica
deve essere supportata da una parte teorica e presenta di volta in volta i limiti del caso. Però mi rifaccio appunto all'insegnamento tradizionale. Nell'insegnamento tradizionale si dice che sapere è anche saper fare. Questa è un'espressione molto forte per la concezione che noi abbiamo accademica della cultura. Per un antico, se io devo parlare di musica, devo anche saper fare la musica. Si può discutere, non è che condivido pienamente questa affermazione ovviamente, però voglio riportarla perché appunto nel caso della pratica musicale posso dire, nella fattispecie anche, se io non avessi avuto 30 anni di palcoscenico con una viola a gamba in mano, probabilmente moltissime delle sfumature che ho colto, veramente incredibili. Adesso faccio lezione con questi testi e i miei allievi sono illuminati, ma perché lo sono io stesso, da cosa ci ha lasciato questo maestro, no? Veramente ci ha descritto nei minimi dettagli la velocità dell'arco su una nota o cose di questo tipo. Quindi se io non avessi avuto di fianco a me la pratica e anche gli allievi con cui abbiamo passato ore a fare prove, probabilmente non avrei avuto, termine chiave, l'ispirazione per la decifrazione di alcuni di questi simboli. Quindi la pratica appunto può essere vista in maniera riduttiva, però se siamo onesti fino in fondo e consideriamo il gesto, mi fa molto piacere che il collega che ha parlato prima di me ha parlato anche del recupero della gestualità nella composizione contemporanea, no? Se consideriamo però il gesto nel suo senso più ampio e profondo, come la manifestazione della forma di ogni essere e specifico a ogni essere, quindi ogni essere ha un gesto specifico, mi chiedo se non è forse in ultima analisi l'unica cosa che valga veramente la pena di studiare. Ovvero, io mi ricordo nel mondo accademico eccellente, devo dire, perché appunto nominavo Mirella Ferrari o Giuseppe Biljanovic, con cui ho avuto la fortuna di studiare, due dei più grandi rappresentanti della filologia e della medievistica del Novecento, e tuttavia a volte mi veniva questa domanda: si studiava, che so, i codici in cui si tramandava un testo medievale, però non ci si chiedeva mai se quello che il testo diceva era vero o no. È quasi un tabù nello studio accademico. Perché? Perché ovviamente chiedersi se un testo è vero o non è vero implica una presa di posizione personale, quindi oggigiorno, figuriamoci, non sarebbe politically correct, no? E tuttavia, se lo guardiamo in questo senso parlo come musicista, non come accademico, se lo guardiamo dal punto di vista personale, in fondo l'arte o tutte le attività umane, il loro fine è la conoscenza stessa, la conoscenza dell'uomo, che l'uomo sviluppa verso se stesso, no? La domanda fondamentale è: chi siamo? E quindi rinunciare di fronte a un testo a farlo parlare, secondo me, in un certo senso è sciuparlo o sciupare un'occasione. Nella ricerca artistica questo lato è forse proprio un lato di libertà che un altro tipo di ricerca accademica o scientifica forse non potrebbe così facilmente proporre, ovvero sia forse una vera ricerca artistica potrebbe anche essere intesa, appunto butto benzina sul fuoco per la discussione, come una ricerca in cui il soggetto che opera la ricerca non ha paura di sporcarsi le mani entrando più apertamente e consapevolmente all'interno del circolo ermeneutico. Mi ricordo che a Roma avevamo discusso, e con mio piacere eravamo tutti concordi, che per quanto riguarda la musica, diciamo, per esempio, perché è il tema principale di cui stiamo parlando, ma le arti in generale, abbiamo due principali attività dello spirito. Uno è il gesto artistico, e quindi io per esempio sono un po' critico, anche se so che anche Dean Collet, perché ne abbiamo già parlato, con la denominazione historically informed performance, perché il momento dell'informazione è precedente al momento del gesto artistico. Io mi informo, però mi informo ugualmente se è Berio o se è Josquin, se sono un artista, diciamo, che
vuole andare in fondo alle cose. Ma nel momento in cui, come hanno fatto benissimo i ragazzi prima, sono su quel palco e suono, è proprio il hic et nunc, è il momento che sto prendendo. E questo non ha più niente a che vedere, devo dimenticare quello che ho preparato prima. C'è veramente uno stato, nella meditazione zen c'è proprio descritto molto bene questo stato, no? Il primo nen si chiama. No? Quindi nel processo artistico ho un'intuizione che crea, in questo caso, la musica, e questo è un processo sintetico, è un a priori. Nello studio musicologico o nel discorso sulla musica utilizzo invece, o posso utilizzare, un metodo deduttivo, quindi ho tutte le discipline che ne conseguono, tra cui la regina rimane comunque la musicologia, ed è però un processo analitico a posteriori. Io credo che la definizione stessa di ricerca artistica dovrebbe creare, ma penso che su questo siamo tutti d'accordo, il problema è il come, diciamo è una spirale in cui il ricercatore sia in grado di rivestire i due ruoli alternativamente, non dico contemporaneamente, ma alternativamente. Quindi l'essere artista mi permette la comprensione di un testo, e la più grande e profonda comprensione di un testo mi dà una maggior libertà artistica. Ovviamente il risultato, e questo andiamo poi su un piano più di definizione istituzionale, deve essere comunicabile e possibilmente replicabile. Grazie.